Siamo in via Roma, a Cagliari, siamo di fronte alla giunta regionale, come potete vedere è pieno di camionette di polizia. Un'ora fa ci sono stati degli scontri con il movimento dei pastori e ora si fronteggiano ancora con i pastori che sono all'interno, dovrebbero aver occupato, hanno chiesto anche la liberazione degli ostaggi, dei pastori. Praticamente sono stati fermati almeno 6 persone e ovviamente c'è uno scontro. Qui abbiamo Zampa, chiediamo a Zampa cosa è successo. È successo che ad un certo momento la polizia ha cominciato a sparare e a fare una carica, stava cercando un pretesto per creare il caso. E allora c'è stata una risposta con alcuni sassi e il lancio di bottiglie da parte dei pastori. Dopodiché si è scatenata una sorta di guerra, passavano sbattendo il manganello sugli scudi, sembravamo in pieno Cile all'epoca di Allende e del generale Pinochet. La stessa cosa identica che è avvenuta qui. Non c'è stata nessuna provocazione da parte dei pastori, hanno ferito diverse persone, hanno ferito anche un giornalista di Giovanni Floris che l'hanno ricoverato in ospedale ed è uscito fuori con la testa fasciata, e hanno picchiato proprio indiscriminatamente. Ad esempio stavano picchiando un bambino che non c'entrava niente, che stava bevendo, un ragazzo di 17 anni che stava bevendo una birra, li hanno buttata per terra, li hanno calpestata, l'hanno distrutta la bottiglia e poi li stavano mettendo le manette. Se non ci fosse stata una persona che ha gridato lasciatelo stare che questo ragazzo non sta facendo niente, non c'entra, e un altro signore che ha detto lasciatelo stare, non sta facendo niente, a quello lì l'avrebbero massacrato di botte. Ecco, ma dice che ci sono stati 6 fermi e che il movimento dei pastori appunto vogliono la loro liberazione. Cosa certo, il movimento pastori hanno detto che ci sono 5 fermi nei garage della regione, 5 fermi, però queste persone dovranno essere giustamente mollate perché i pastori non se ne vanno fin tanto che non vengono rilasciate queste persone che non stavano facendo niente. Sono state inseguite dalla polizia in assetto di guerra, col casco, con gli scudi eccetera eccetera, sono stati inseguiti. È stata una cosa incredibile, sembriamo precipitati nel ventennio fascista dove la polizia è fatta da picchiatori. Io non so chi ha dato l'ordine, non hanno neanche suonato la carica, hanno caricato e basta. Ma questo non è il preludio, visto che ci sarà una marcia indipendentista a fine novembre da parte di questi signori, creare un clima ostico nei confronti dei movimenti indipendentisti sardi, no? Potrebbe anche essere che ci sia una cosa del genere, ma io penso che questa qui sia una reazione dopo i fatti di Olbia. Sì. Hanno cercato il pretesto per caricare persone inermi, c'erano bambini, c'erano signore, ragazzine eccetera, hanno caricato tutti indiscriminatamente, non hanno rispettato nessuno. Un'ingiustizia nei confronti dei pastori e del popolo sardo. Un'ingiustizia gravissima. Questi, se sono figli di pastori, sono dei rinnegati. Certo. Perché se sono dei figli di pastori che non capiscono la giusta battaglia che i pastori stanno conducendo per rivendicare i loro diritti a vivere dignitosamente. Certo. E allora veramente siamo arrivati ad un punto estremo. Io non so chi ha dato gli ordini, un ordine così scellerato, perché quello è un ordine di una persona che proprio ha travalicato tutti i limiti, perché non doveva assolutamente impartire un ordine di quel genere, nella maniera più assoluta. Grazie Zampa, grazie al movimento dei pastori che è venuto
venuto qui a Cagliari.